15.000 in serata in piazza Garibaldi per il pluripremiato DJ francese Bob Sinclair. Si accende il Natale del capoluogo patavino con uno degli eventi clou, un'intera serata dedicata al panorama internazionale della musica pop e dance. Un evento totalmente gratuito per la cittadinanza, condito anche dall'esibizione di altri DJ e che ha sorpreso e divertito una larga platea composta anche da stranieri, giunti fin qui per godersi una serata di festa in compagnia. Il DJ set di Sinclair, partito alle 22:30 e finito verso mezzanotte, ha attratto moltissimi spettatori, 15.000 per l'appunto, troppi per piazza Garibaldi, che ancora una volta, come con Moroder, si dimostra bella ma troppo piccola. Tutti schiacciati come sardine tra la folla e tutti a domandarsi perché eventi di questa portata non siano ospitati in Prato della Valle. Nessun problema dal punto di vista dell'ordine pubblico, per fortuna, perché con una folla così stritolata i pensieri non possono che andare subito ai fatti di Ancona. Il maxi schermo, che proprio maxi non era, a nostro avviso era troppo vicino all'evento, creando un ulteriore ammassamento. Le bottiglie di vetro non sono entrate nell'area principale, ma comunque sono state portate nel perimetro dell'evento. Durante la serata, inoltre, curioso siparietto che ha spostato l'attenzione dei giovani dal concerto agli edifici adiacenti, dove da un terrazzino alcune residenti ai limiti della decenza hanno improvvisato balletti bizzarri. Insomma, note a parte, una bella serata che i padovani sperano presto di rivivere, magari in un posto più capiente. Swishomer Channel News, Padova.